Bella raga, ciao a tutti, il comandante veneziano, vai di gruppo di Celtic Real Madrid, la prima partita in posizione di partecipanti. Ci mettiamo... No, anche se diciamo è la favorita mi metto al Madrid, perché ha dei giocatori troppo belli. Purtroppo la divisa del Real Madrid l'ho trovata, ma non la posso mettere per il semplice fatto che... in realtà non ho messo neanche quella del Celtic, perché comunque le divise diciamo di adesso sono bellissime e cambiano veramente niente rispetto a quelle originali, a quelle di una volta. Il Madrid purtroppo ha 4 divise, quindi non posso mettere la Siemens Mobile. Però qua abbiamo succose leggende. Qua abbiamo Dalglish e Henrik Larsson, quindi insomma si presentano già da sole, cioè solo in attacco, ma che attacco. Qua abbiamo Raul, Zinedine Zidane, Luigino Figo. Però, scusa, Claude Makelele lo metto al posto di Kroos. Beh. Cerchiamoci di mettere la panchina. Ho un attaccante di riserva, ma solo Bale. E allora con Bale mettiamo Karim The Dream. Ok raga, andiamo. Sulla carta siamo favoriti ovviamente, ma l'attacco del Celtic fa paura con Henrik Larsson e Kevin Dalglish. Con tutte ste cazzo di... Cioè, avendo i due joystick attaccati è un casino, cioè... Vai! Al Celtic Park. Benvenuti cari appassionati, immagino che siate ansiosi come noi di vivere la magia di questo trofeo. Vai! E come i giocatori che scendono in campo per giocarselo al massimo... Celtic, Real de Madrid. Anche voi sarete eccitatissimi. Chissà cosa si saranno detti negli spogliatoi, quali incoraggiamenti si saranno scambiati. Prima partita del gruppo di UEFA Champions League. Della scorsa edizione e del trofeo che si alza è ancora vivido. Ma ora è il momento di pensare al presente, di affrontare... Vai, no, erroraccio! Larsson, Dalglish, mamma mia. Subito Celtic, pericolosissimo. È uscito di un nulla. Ha provato, ma niente di fatto. Non si terrà Mamma che Celtic, Sergio Ramos. Claude Makelele, Modric. Umberto Carlos, ragazzi. Umberto si invola. Cerca l'uomo là davanti. Il frutto dell'Eden. Ah, peccato. La sua palla recuperata. Larsson. Ecco Larsson. Attenzione. Bravissimo Umberto, mamma che Umberto. Il frutto dell'Eden. Claude Makelele. Raul, ragazzi, e con questo presentiamo tutto. Raul perde palla, però che giocatore. Mi ricordo la Champions, i giocatori che lottavano per il primo posto nei gol: Inzaghi, Van Nistelrooy, Shevchenko, Raul. James Forrest gioca una palla lunga. Ocio. Zizou, Zidane, Zinedine. Bravo Zizou, la dama Kelele. Zidane. Bellissima azione Raul di No. Questa era veramente difficile. Zidane. Luigi. Luigino Figo purtroppo la sbaglia. James Forrest. Ma che musica, maestro. Niente gol né da una parte né dall'altra. La gioca in profondità. Ok, Carval. Modric. Luigi. Dai Luigi. Luigi. Sventa un'azione rischiosa. James Forrest. Lungo passaggio in avanti. Roba nostra, niente. Calci di punizione per il Celtic. Al Celtic Park, partita rognosa al Celtic Park, McGregor, Dalglish, ma recupera Lucone Modric, il frutto dell'Eden. Luigi, vai Figo si invola. Carval, Figo, Raul Blanco, Zidane, la perde Zizou.
Dalglish. Henrik Larsson. Ancora Larsson, attenzione, ma qua c'è Bauer. Attenzione Larsson! No, Dalglish, gol. Kevin Dalglish punisce. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina Il Madrid è sotto. Punteggio di 1-0. Zizou. Si sono impegnati e hanno trovato Hazard per Umberto. Vai Umberto. Umberto la mette in mezzo, ma recupera il Celtic. Recuperano il possesso del pallone. Zidane. Palla Zidane. Zizou, neanche calcio d'angolo. Tostissimo sto Celtic, finisce 1-0 il primo tempo. Dalglish punisce. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Seconda frazione campo, sempre difficile, quello del Celtic Park. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. Il Celtic ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo. Aia, aia. Larsson, il sacco alle spalle del portiere. Henrik Larsson, Celtic 2, Madrid 0. Mamma mia ragazzi. Attacco spaventoso del Celtic. La palla gli avversari sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera... Non mi aspettavo però un 2-0 così. Ma le squadre britanniche in casa. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Brown. Forrest. Dai, sveglia però. Alla pezza Modric. dello scontro di Forrest. Vai Zizou. Zizou. Hazard. Hazard. Figo. Gigi. Figo! Numero di Figo! Colpisce in linea il portiere battuto. Doppio palo di Figo, ma la prima azione era strepitosa, il primo tiro. Doppio palo di Luigi, ma cosa aveva fatto Figo? Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Un tiro fenomenale di Luigi. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Scusate un attimo. Scusate ragazzi, stavolta lavoro, quindi quando si tratta di lavoro bisogna rispondere. Vai! No, aspetta, ho sbagliato il joystick, ho messo la... Che palle! Via, go! No! Passaggio in avanti nello spazio. Mamma mia, comunque il doppio palo di Gigi è qualcosa che va al di là, cioè, e la prima azione se l'è spostata in maniera devastante, palo, respinta, palo parata, cioè che bello. La perdiamo questa, eh? La perdiamo col Madrid. Qua non c'è il veneziano che le recupera. Buona opportunità per Larsson. Però c'è da dire che a questo livello di difficoltà le leggende contro sono immarcabili, quando sono leggende forti, immarcabili, Makelele. Ma che? C'è la palla lunga. Gigi. Vai Gigi, vai Gigi, vai Gigi. Cross di Gigi. Troppo lungo, ma ce la regalano. Umberto non ci arriva mai nostra. Rimessa in gioco dunque. Hazard. Può provare. E gol! Stavolta la segna Gigi. E dà un bacio alla sua moglie, che è qualcosa di veramente incredibile. Ma guardate il bellissimo gol di Gigi. 2-1. Champions League scoppiettante, 2-1. Ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile. Sicuramente il migliore del Real, Zidane e Raul un po' in ombra. Provano a ripartire da dietro. Allunga in verticale. Vediamo Varane se o Varane, a voi sempre la scelta. Grande Varane per Modric. arriva Gigi. Figo. Figo per Hazard. Hazard! Ancora la rimonta! The Punisher. Hazard. non ha sbagliato. Ha battuto Impietrito il Celtic Park di Glasgow. Poteva solo sperare che non mantenesse la calma. e sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Beh, Mamma mia. La partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Mamma mia ragazzi, Champions League scoppiettante, ma finora tanti pareggi. Ci mette una Vuol dire che le squadre si equivalgono. Confidenziale il suo. Figo. Raul. Raul Blanco, Raul Blanco, Raul. Mette il fisico, Ah, peccato. conquista il pallone. L'atteggiamento offensivo alla ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Occhio. No, questa è bruttissima. Larsson.
Offside, per fortuna. Interrompe l'azione. Non di tantissimo, eh. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Carval. Pallone lungo in verticale. Niente, marcatissimo. Raul veramente marcato Secondo me attaccheranno a uomo come negli anni 30. Dai però. Niente da fare, recupera qua. Buco. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si Zizou. stanno risparmiando sforzi. Numeri di Zizou. Attenzione, Raul non riesce a fare la spondona. L'1-2. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Pallone intercettato. Intervento Modric. provvidenziale. Zizou, Zidane, Zizou, Manca Zidane. Zizou! Il portiere non la vede neanche. Zinedine Zidane. Rimonta completata. Il portiere non poteva Cioè, guardate Zidane cosa fa. Se ne va. Uno squarcio nella difesa scozzese. La sua traiettoria prima di insaccarsi. Cioè, il portiere non l'ha neanche vista partire. Questo è il Real Madrid, ragazzi. Questo è il Madrid. Adesso devono solo gestire la situazione. Celtic 2, Real Madrid 3, da 0-2 a 2-3. Cioè da 2-0 a 3-2. A 2-3, e vaffanculo. Devono cominciare a giocare in Esatto. maniera diversa. Subito. Il panico in casa Kuma. Invece la tua analisi Mamma di mia. questa gara, qual è, Luca? La loro avventura Che remontada. Signori, che remontada. E poi c'è Arsenal-Roma. Qua è dura perché mi piacciono tutte e due. Non amo l'Arsenal come squadra, però amo quell'Arsenal. Ma noi andiamo con la Roma di Cecco, perché amo troppo Cecco. Guardate la maglia dell'Arsenal. Cioè, è una delle più belle. Sono troppo uguali, però. Vabbè, devo mettere un'altra maglia per la Roma, perché l'Arsenal gioca in casa, giustamente. Schema di gioco, però direi di mettere... No, qua abbiamo tutti, penso, Overmars in panca, che magari lo mettiamo nella ripresa. E Bergkamp in panca, sì, Arsenal, no, vabbè, cioè, vaffanculo anche a Piero Emerick, sinceramente, ok, Arsenal scarso, ok, la Roma invece l'abbiamo vista anche l'altra volta. Però ci mettiamo Massaro, fanculo anche Dzeko. Comunque la sfida Kluivert contro Kluivert la si può fare al Newcastle, Cioè, ok, calcio d'inizio, peccato non poter usare la maglia della Roma storica, ma sono troppo uguali, non si capisce niente. Raga, anche l'Arsenal è tra le favoritissime, perché Henry e Bergkamp con Ljungberg, Pires, Vieira e Overmars e Bergkamp in panchina. Overmars in panchina è veramente, insomma, abbastanza tosta. Siamo all'Emirates. Vai. Una delle mani più belle della stagione 2004-2005 dei Gunners. Sarete eccitatissimi. Chissà cosa si saranno dette negli spogliatoi, quali incoraggiamenti si saranno scambiati, quali paure avranno condiviso. Il ricordo della scorsa edizione e del trofeo che si alza. Ancora basta. Ma ora è il momento di Attenzione, Henry, vai, Bellerin, Hector Bellerin. partita con un unico obiettivo. Quest'anno, amici, la Coppa Chivu. siamo noi. Eccolo Cecco, ecco Cecco. Ecco Cecco! Vai Cecco, Cecco. Daniele non ce la fa. Vecchio torneo, nuova edizione, stessa altalena di emozioni. Allacciate bene le cinture, mancano solo pochi istanti al calcio d'inizio. è lo spettacolo che nessuno vuole perdersi. I 22 in campo dovranno scrollarsi velocemente di dosso la tensione. Occhio. Henry! Mamma mia. Palla fuori di un soffio. The King of Questo è Cool, passato Titi Henry. vicinissimo. Davvero è stata solo una questione di centimetri. Coca-Colarov. Kolarov. Attenzione a Coca-Colarov. Per Kluivert. Roma, Roma bella. Henry. Henry, rimarcabile. Ha spazio sulla fascia.
Niente gol né da una parte. Dai De Rossino. Zaniolo. Vai, vai Nicolò, vai. Vai Zan. Per Massaro che però poi isolato. Cerca il pallone filtrante, ma L'Arsenal c'è anche Cam, cioè l'Arsenal ragazzi è una squadra che fa paura. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato Robert Pires. Freddy Ljungberg, capelli meravigliosi per Ljungberg. Bergkamp, olandese non volante, mamma mia, non volante perché paura dell'aereo incredibile. Che mi sembra perché i suoi nonni o zii hanno perso la vita in un incidente. Massaro. Vai Cecco, attenzione Cecco. Cecco, viene un po' forte. Cecco però recupera. Vai Zan. Il pupone. Totti. Mamma, ha preteso un po' troppo qua dalla sua classe immensa. David Luiz. Pires sul pallone. Ecco Henry. Bravissimo Christian Chivu. Zaniolo. Totti. Non era per lui, non era per lui. Danielone. Danielone per Francesco. Francesco sbaglia. Roma che non è messa bene in campo. Immediatamente in avanti. Pallone in profondità per Bergkamp. Recuperano il possesso del pallone. E inoltre Pires. Per Robert Pires sbaglia il tiro. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Non riesce a mantenere il possesso. Patrick Vieira, Sol Campbell, mamma mia, questo Arsenal è durissimo, è una squadra di una solidità, di una fisicità immensa. Però non priva di emozioni. Pires sul pallone. Bergkamp. Occhio, roba nostra. Cecco, vai Cecco, bravo. Under, è stato che vedere Totti. De Rossi per vedere Under, fa un po' ridere. Chivu, roba nostra. Primo tempo veramente bloccato. Perché il possesso palla è tutto a favore dell'Arsenal, ha giocato malissimo. Questi non è proprio... Seconda frazione, la Roma deve darsi una svegliata, Zaniolo. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Totti. Totti, bravissimo Totti per Zaniolo. Zaniolo, miracolo. Peccato, bel tiro di Zaniolo. David Luiz. Torreira. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Tierney, grande pupillo di veneziano. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare per non sbilanciarsi. Vai Under, non si è mai visto Massaro per il momento perché lui è milanista purtroppo. Under. Appena detto e Massaro l'ha messa! E Massaro l'ha messa! Ma guardate Under, cioè ragazzi veramente la difesa dell'area, qua Luiz sbaglia, al posto di andare incontro a Under va in mezzo, la mette in area e Massaro, regolare come un orologio svizzero, la insacca. Incredibile, incredibile. All'Emirates. Ottimo, vai Mancini. Impossibile tirare in queste condizioni. Under. Massaro, bellissimo per Under. Nel secondo tempo ci svegliamo ragazzi. Zaniolo! Mamma mia, brutto errore. Dovremmo vedere anche più Francesco.
Ma un Der nel secondo tempo ha preso per mano la squadra. Pires. Robert Pires. Bergkamp. Bergkamp. Allarga il gioco. Tanto facciamo un cambio. Entra Marco. Esce Ljungberg. L'Arsenal ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Entra Mark, Overmars, esce Freddy Ljungberg. Assolutamente. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare il mister. Zaniolo. Totti. Daniele. Coca. Vai Coca. Coca-Cola, erroraccio. Gioca una palla lunga. De Rossi. Kluivert. Kluivert qua sbaglia. Kluivert si è visto mai. David Luiz. Totti è Vediamo distrutto. se il lancio arriva a destinazione. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Hanno già riconquistato Buono. la palla. Vai Totti. 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 Totti! Mamma Francesco. Mamma Francesco. Cafù. Pendolino. Cafù. Ancora Cafù. Qua è il solito cumulativo. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. 81esimo. Torreira. Lungo passaggio in avanti. L'Arsenal prova a costruire un'azione pericolosa. C'è la palla lunga in avanti. Merda. L'Arsenal non può permettersi un'azione ragionata. Il direttore di gara per Overmars. Roba nostra, roba La sua nostra. conclusione manca lo specchio della porta. De Rossi. Kolarov. Vai Cola. Ma mancano 3 minuti. Vaffanculo. Qua vi siamo vicini al colpaccio Roma, Henry. Bravo, Totti. Meglio in questa circolazione della palla. Massaro. Non ha più tanto tempo per rimediare. Niente, stanchissimo anche Daniele. Ma sta per finire all'Emirates. E finisce qua, un gol di Massaro decide la sfida, incredibile. Questa è veramente una sorpresa per la Champions, perché Io credo che sia sulla carta l'Arsenal è una strafavorita. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? È la loro avventura. Ok raga, completate anche Celtic Madrid e Arsenal Roma. Prossima partita Leeds United Juventus. Mamma che sfida. Allora. E Monaco Atletico Madrid. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!